Con il risultato finale di 76-71 a favore degli Oro Granata si è conclusa la partita tra Umana Reyer e Grissinbon Reggio Emilia sul parquet del Palasport a Liercio. Una vittoria importante contro una squadra che ha lottato per 40 minuti per portare a casa il risultato, giustamente perché erano punti importanti anche per Reggio Emilia. Con questa vittoria l'Umana Reyer consolida il secondo posto a 2 giornate dalla fine della regular season, ma nella sua analisi post partita De Raffaele sottolinea come in questo momento alla squadra manchi un aspetto. Credo che certamente non siamo ancora nella massima espressione, anzi credo che abbiamo giocato una partita troppo a strappi, troppo up and down e soprattutto ritorniamo al solito discorso, nel senso che c'è una condizione fisico-tecnica disomogenea nella squadra in questo momento, lo si percepisce in base a questi up and down all'interno della partita, quindi non è che c'è da nascondersi dietro cose particolari, facciamo fatica a mettere il corpo in alcune situazioni di uno contro uno, nelle situazioni proprio dove serve avere fisicità, e quindi il nostro obiettivo era assolutamente quello di portare a casa la partita, che poi era una cosa importante, però basta vedere anche quanti errori abbiamo fatto ai tiri liberi, abbiamo sbagliato 10 tiri liberi tirando col 55%, quanti errori abbiamo commesso da sotto, credo che dobbiamo anche toglierci un po' di questa tensione che attanaglia qualche giocatore, ma ripeto, la cosa che più mi preme è avere una condizione più omogenea tecnica e anche e soprattutto fisica, cosa che in questo momento non abbiamo.